Bene, buon pomeriggio e bentrovati per una proiezione del concorso internazionale, una doppia proiezione del concorso internazionale di questa sesta edizione di Israels e uno slot di programma che ci piace molto, che è particolarmente estroso dal nostro punto di vista, unisce due film lontani nello spazio e nel tempo. Ci riconosciamo appieno nel lavoro fatto dai due registi, dalla regista del primo film che vedrete e dal regista del film successivo. Separeremo le due proiezioni perché è presente solo la regista. Il regista del secondo film è americano, non è potuto venire e presenterà il suo film subito dopo. È molto interessante come al centro del cinema ci sia sempre il tempo. Ovviamente il cinema lavora molto anche sullo spazio, però la verità è che il cinema è fatto di tempo. In qualche modo è quello che grandi teorici del cinema hanno raccontato molto bene, è il tentativo di preservare il tempo, quello che comincia nelle arti pittoriche, nelle arti plastiche con la prospettiva, l'idea di riprodurre il mondo in cui viviamo, qualcosa che diventa ancora più plausibile, realistico attraverso la fotografia, ma a pieno compimento solo con il cinema, la possibilità appunto di filmare il tempo, ma è ovviamente una lotta impari quella di trattenere il tempo, perché l'immagine nel momento stesso in cui viene filmata è già qualcosa che riguarda il passato. Quindi questi due film parlano anche di questo, dal mio punto di vista. Questo è uno dei motivi che li accomuna e che ha permesso a noi, a me, al comitato di selezione, di metterli insieme, nonostante appunto una profonda diversità tematica e anche stilistica. Il primo film, invito subito qua sul palco adesso a presentarlo, è realizzato da una regista sarda, molto giovane, Vittoria Sodnu. Vieni Vittoria. Non saprei se si può dire che è un film girato in Sardegna, in realtà adesso vi dirà meglio lei qualcosa per introdurvelo e poi torneremo a parlare insieme di questo film così magnetico, magmatico, anche molto libero nella sua forma, nella sua espressione. Quello che chiaramente ci ha pienamente conquistato è il coraggio con cui lavori sulle immagini, sul suono e nel creare una terza dimensione, che è quella di cui abbiamo sempre bisogno quando guardiamo un film, insomma. Vi dico qualcosa già sul film successivo, anche se poi sarà il regista, nessuno di noi purtroppo ha avuto l'occasione di incontrare di persona, The Annotated Field Guide of Ulysses S. Grant, un film che ripercorre un campo di battaglia, un percorso di battaglia di questo generale Grant durante la guerra di secessione, che Grant è stato poi anche presidente degli Stati Uniti dopo Lincoln, e quindi, come potete immaginare, è un documentario impossibile, verrebbe da dire, perché è un documentario ambientato alla fine dell'Ottocento, però c'è tutto un versante di cinema documentaristico che è ugualmente molto affascinante, che ci racconta dei luoghi del passato filmati oggi, no? In che modo quindi i luoghi sono ancora popolati, e questo riguarda anche il film di Vittoria, dai fantasmi del passato. Quindi chiederei due parole a Vittoria per introdurci questo suo bellissimo film e poi la ritroviamo alla fine della proiezione. Dobbiamo far scambio. Scusate. Prova a accenderlo. No. È l'emozione. Scusate. Anche se è acceso non si sente, prova di nuovo. Vai, vai. Ok. Molti di voi mi conoscono e sanno che per me è un'emozione grandissima essere a Israele e poter portare questo lavoro in questo festival che mi è veramente molto caro. Io sono tornata in Sardegna 3 anni fa e questo auditorium è il primo luogo dove sono venuta per iniziare a ricostruire una vita in Sardegna dopo 15 anni fuori. E credo che il lavoro che vedrete oggi sulle arie, sulle acque e sui luoghi sia veramente un film che è una conseguenza di questi 3 anni di ritorno. Qua non voglio dirvi troppo, ma sicuramente vi invito a viverlo come una capsula spazio-temporale. È un viaggio e spero che vi trasporti in un luogo che sentite in realtà molto vicino, nonostante sia
apparentemente lontanissimo appunto nel tempo. Buona visione, a dopo. Grazie.